Giuristi cattolici a confronto sulla riforma costituzionale che sarà presto oggetto del referendum. In autunno gli italiani saranno chiamati a confermare o rigettare il DDL Boschi che punta al superamento dell'attuale bicameralismo paritario e alla modifica della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Una riforma complessa, da qui l'appuntamento organizzato al seminario vescovile dalla sezione trevigiana dei giuristi cattolici insieme a quella di Venezia. Un dibattito sulle ragioni del sì e del no con due costituzionalisti. Attenzione a non scambiare per qualcos'altro il referendum in questione, ha ammonito Marco Olivetti, docente alla LUMSA di Roma, sostenitore del sì. Non è né un referendum sui costi della politica, né sul gradimento di Renzi, né sulla legge elettorale. Vedo serpeggiare in molti sostenitori del no non solo l'ostilità all'Italicum, che è del tutto comprensibile, ma un irresistibile desiderio di ritorno agli anni 70, che è irrealistico, perché ovviamente per tornare a quelle condizioni servirebbero fattori che non ci sono più, come i partiti che avevamo allora. Filippo Pizzolato, professore all'Università di Milano Bicocca, schierato per il no, ha posto l'attenzione tra l'altro sulla leggerezza con cui i più affrontano la questione della modifica della Carta Costituzionale. Questo tema della coerenza tra principi, diritti e articolazione della Repubblica come minimo ce lo dobbiamo porre, no? Non possiamo accontentarci di dire è una riforma che tocca la seconda parte e dunque stiamo allegri che i principi e i diritti rimangono intatti. Non semplice per gli elettori esprimersi su una riforma dalle 1000 sfaccettature, in autunno ci attende un compito complesso e delicato.